In eccellenza gironea il Canicattì sarà di scena a Partinico contro il locale Partinico Audace. La vittoria è d'obbligo per rimanere nelle zone alte. E torna a giocare in casa invece Licate che ha la ghiotta opportunità di allungare la propria scia positiva ospitando il Castellammare. Derby peloritano per la terza forza del campionato, vale a dire il Città di Sant'Agata che riceve tra le mura amiche il Geraci. Derby interessante sul neutro di Campofranco tra il Mussomeli e il Profavara, due squadre a confronti per opposti motivi che in tempi non molto recenti hanno richiamato sugli spalti dello stadio campofranghese il pubblico delle grandi occasioni. In promozione all'appuntamento con il Camarat, l'Olimpica Acregas si è preparato con il solito piglio ben convinto che si ritroverà dinanzi un avversario giovane e voglioso di volersi tirare fuori dai guai di bassa classifica. È stata definita da molti la sfida dei nervi e molto si baserà sui contenuti fisici per la posta in palio davvero molto alta per entrambe le squadre. In casa Cregantina tiene banco la condizione fisica del portiere Casella, sempre più in dubbio, senza contare che si dovrà fare a meno di Ortugno appiedato dal giudice sportivo. Qualche speranza invece per il centrocampista Maniscalco, le cui condizioni sono del tutto superate dall'infortunio muscolare. Come si può notare, i problemi in casa biancazzurra non mancano di certo, per cui il tecnico Giovanni Falsone dovrà affidarsi nuovamente alla propria linea verde. In odore di conferma ci sarà il giovanissimo portiere Altamore, mentre per sostituire lo squalificato Puccio si stanno valutando le condizioni di Chiazzese, uscito anzitempo per infortunio dal match con il Cinque Archi Folgore. Sembra un derby, sempre una partita dura. I derby sono delle partite che si gioca uno sempre la tripla di solito, però noi andremo avanti e cercheremo di recuperare i giocatori che si sono infortunati in settimana. Rientra la certezza e che rientra il nostro Bombare Sant'Angelo che finora ha fatto la differenza là davanti. Per quanto riguarda il resto della giornata, spiccano altre sfide dal contenuto elettrizzante. Al Lombardo è in programma il derby Casteltermine Football Gattopardo, ma sarà interessante seguire lo scontro al vertice tra Salemi e Don Carlo Misilmere e Cinque Torri Folgore Albatros Lercara. Da questi incontri se ne potrebbe avvantaggiare l'oratorio Ciro San Giorgio che si gioca con la Libertas a Racalmuto. Infatti molti sperano in una prodezza della squadra allenata ad Alessandro De Caro. Vedremo come andrà a finire. In prima categoria, Girone G torna a giocare in casa l'Empedoclina di Lillo Capraro che ospita al Collura il Cittadino Cosia che veleggia nelle zone basse della classifica. Un derby tutto da seguire tra l'Angelo Cuffaro di Gaetano Longo e Ravanusa, mentre il Gemini se la vedrà tra le mura amiche per affrontare il Forte Villarosa. Gioca fuori casa l'altra Agrigentina, l'Atletico Aragona, sul campo della Gira.